Voglio parlarvi di Pedescala, di un festival biblico in villeggiatura che ci siamo inventati dopo una pandemia, a margine di un tempo che ci ha costretti nel riparo delle nostre case. Perché Pedescala? Beh, serviva un'intuizione, una cosa nuova, una specie di esperimento e esperienza per il corpo e per la mente. La possibilità di toccare il legno, sedere sull'erba, occupare il silenzio e dialogare. Pedescala è l'inizio di un qualcosa che ancora non c'è, a cui siete invitati proprio perché sia la nascita di un gesto collettivo, sociale perfino. Abbiamo pensato ad un programma leggero, gentile nei tempi, immerso nella natura, senza caos. Quello lo lasciamo giù dalla montagna. Allora vi aspettiamo sabato 25 e domenica 26 luglio, con i concerti di musica nuda, ossia il duo musicale Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, e della violoncellista Nomi Berri, il monologo teatrale con Margherita Antonelli, i dialoghi con Marco Bino Ferrari, Alessandro Anderloni, Luciano Manicardi, Francesca Rigotti, alcuni autori del libro La mia quarantena dal Pedemonte alle Alpi e infine Guidalberto Bormolini. La meditazione della domenica mattina con Stefano Visentini e Marco Recampo. Le passeggiate per scoprire le antiche vie della Valdassa assieme a Mario Damari, al coro El Vaio, Stefania Carlesso e Marco Iacampo con Sergio Marchesini. Non ultimi i laboratori per bambini a cura di Bostel di Rozzo. Per partecipare è necessario prenotarsi, tutte le informazioni su www.festivalbiblico.it e sulla nostra pagina Facebook. Dunque perché Pedescala? Perché è piccolo, è per tutti e fa bene. Vi si aspetta su!